Il Leone d'Oro a Joker, che già si candida all'Oscar, ma anche il Gran Premio della giuria J'accuse di Roman Polanski e un premio pesante al cinema italiano, che torna così a ruggire con la Coppa Volpi al nostro Luca Marinelli. È stato un verdetto capace di mettere tutti d'accordo, pubblico e critici, quello della giuria della 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che si è conclusa sabato sera con le premiazioni al Lido. Il giorno dopo, nel tradizionale caffè mattutino di saluto con la stampa, il presidente della Biennale Paolo Baratta e il direttore del festival Roberto Barbera hanno tracciato un bilancio dell'edizione appena conclusa. La mostra è stata per tutti un grande successo e anche il verdetto dei giurati ha premiato le scelte del programma. Questo superamento di quota 200.000 negli ingressi delle sale, che insomma diciamo quasi 20.000 al giorno, è un numero importante, un aumento più del 10% dello scorso anno. Poi la parola passa al direttore Alberto Barbera. Ed è anche un verdetto che interpreta, se volete, lo spirito di questa edizione e anche la risultante di un lavoro che in questi anni abbiamo fatto, riorientando le scelte in qualche modo, le scelte che presiedono alla selezione del festival. Un verdetto capace di guardare ai fruitori del cinema a 360 gradi. Tentare di conciliare la natura e le esigenze di un cinema autoriale, rigoroso, di ricerca, il cui unico orizzonte è la creatività dell'artista e la ricerca in tutti i sensi, che sia di contenuti o di forme di espressione, di linguaggio, eccetera. E le ragioni invece di quell'altra componente imprescindibile del cinema, che è la natura industriale del cinema stesso, una natura spettacolare, che non può prescindere in nessun modo dal pubblico a cui i film si rivolgono.